Giorgio Napolitano è fatto così e ha sempre fatto così. È convinto che gli italiani siano un popolo immaturo da accompagnare per mano dove vuole lui, perché da soli non scelgono bene. E quindi si è sempre comportato in questo modo. Io nel mio libro Viva il Re ho citato i diari di Tommaso Padoa-Schioppa, che ho avuto il privilegio di consultare col suo consenso, e Padoa-Schioppa racconta che nel gennaio-febbraio del 2007, durante il secondo governo Prodi, Napolitano disse a lui e a Prodi che stava facendo delle esplorazioni per studiare una maggioranza diversa da quella che aveva vinto le elezioni del 2006, cioè una maggioranza di larghe intese. Lui è una siringa monouso, produce sempre e soltanto maggioranze di larghe intese, spesso all'insaputa degli elettori che le larghe intese non le vogliano e le bocciano. La cosa incredibile è che Berlusconi oggi si lamenti perché Napolitano nominò il governo Monti, con l'appoggio dello stesso Berlusconi, che salvò Berlusconi da una disfatta elettorale. Se si fosse andati a votare nel dicembre del 2011 o nel gennaio del 2012, il cavaliere sepolto dallo spread e da tutto il resto e dai suoi fallimenti sarebbe stato asfaltato dagli elettori. Napolitano gli ha fatto un favore e non è stato nemmeno l'unico. Semmai si dovrebbero lamentare quelli che tengono al bipolarismo oppure che vorrebbero che uscissero dal Quirinale dei governi che abbiano un consenso popolare e che non nascono invece dalla testa del Presidente della Repubblica, che si crede re, monarca assoluto.